va tutto bene. Va bene. Balla, danza sotto al sole perché il sole poi ti scalda. Allora, io sono Annandrea Vitrano E e nel questo lo film sapevamo. io sono Annandrea Vitrano e nel film faccio Annandrea Vitrano. Incredibile. Io invece sono Claudio Casisa e nel film faccio Annandrea Vitrano. Andrea Vitrano. Anna, il mio personaggio, non è molto diverso da quello che sono io. Cioè lei è comunque un po' nevrotica, però è una ragazza molto studiosa, la figlia perfetta, la ragazza perfetta, la studentessa perfetta, la fidanzata perfetta, ma purtroppo accanto a lei c'è un neo che si chiama Claudio Casisa. Tu stai rovinando la mia serenità mentale. Tu mi devi giurare che domani risolvi tutto. Il mio personaggio è un personaggio che prende la vita come gli viene, dove lo metti sta. È così, frivolo, leggero. Però frivolo non è bella la parola frivolo. Il mio personaggio, come cazzo è un mio personaggio? Cosa inutile? Io non sono una cosa inutile. Perché? Hai detto che scusate. Allora, La futina sbagliata è la storia di due ragazzi, Anna e Claudio, che sono stati insieme per tantissimi anni, però poi a un certo punto, come capita spesso in tutte le storie d'amore, la storia finisce, quindi noi decidiamo di lasciarci. Ma il problema è come lo devono dire i loro genitori che si sono lasciati? Perché i nostri genitori da quando ci siamo messi insieme sono diventati amici, una cosa sola, non si spaittano più. Rindiamo! Ma che vergogna c'è? Allora abbiamo deciso di chiamarla La fuitina sbagliata, intanto perché è stata un'idea straordinaria e bellissima di Alessandro Siani. La fuitina è sicuramente una cosa che si faceva 40 anni fa. Prima si scappava per amore, in questo film noi scappiamo dall'amore. Mamma, guardami perché l'unica volta mi vedrai vestito da sposo. Allora, perché dovete andare al cinema? Ma perché non rispondi tu alle domande che fai tu? Allora, perché dovete andare al cinema? Dovete andare a vedere me che faccio scene romantiche, ragazzi. Io non so fare il romantico. Io sembro Nino D'Angelo. Andate al cinema perché vedrete anche il primo bacio fra me e la Vitrano. C'è proprio l'incapacità di sapere dare un bacio. Cioè non è che lo doveva dare a una sconosciuta, comunque doveva dare un bacio alla sua fidanzata, alla sua compagna. Mi sto dicendo all'orecchio tu sei una scimmia. In realtà siamo emozionati, tesi, con tutte le preoccupazioni del mondo, però noi siamo felici del risultato, siamo felici del film e speriamo che piaccia pure a voi. Anna Vitrano ha finito il film! Spero che proprio voi che ci avete sostenuto fin dall'inizio possiate provare un minimo di orgoglio, perché se poi siamo arrivati a girare un film e a farlo uscire al cinema, buona parte di questo successo lo dobbiamo a voi e a noi, quindi questa deve essere una festa per tutti. Signori, Claudio Casisa ha finito il film! E allora, per chiudere vogliamo ricordarvi che l'11 ottobre al cinema La fuitina sbagliata. I soldi spicci, together, danza sotto il sole, perché il Però lo sole... devi dire che dobbiamo cantare, i dupaitte. Danza sotto il sole perché il sole poi ti scalda.